Questa giornata per noi è importante anche perché suggella un anno dall'avvio della collaborazione tra l'Università di Padova e ASVES, l'Alleanza Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, una collaborazione che era proprio anche finalizzata a creare momenti di questo tipo, momenti di divulgazione, ma che non siano soltanto una divulgazione di sapere scientifico, bensì un incontro tra enti attivi sul territorio, enti di diverso tipo, istituzioni pubbliche, istituzioni economiche, operatori economici della società, della cultura, che si incontrino per discutere di un tema comune. In questo caso il tema comune è come realizzare progetti importanti che ci consentano di abbattere le emissioni di gas climalterante nella nostra città, quindi di consentire al comune di diventare una delle 100 città climate neutral al 2030, ma naturalmente come ci consenta di raggiungere, guardando ad un orizzonte più ampio, questo obiettivo a livello globale, quindi come possiamo agire a livello nazionale, sovranazionale, per riuscire a ridurre le nostre emissioni e quindi porre un freno al cambiamento climatico. Quindi la giornata di oggi nasce proprio da questa esigenza di far incontrare soggetti diversi, quindi avremo l'università, ma avremo soprattutto enti territoriali e operatori della finanza, proprio perché l'obiettivo è quello di far nascere delle sinergie che a partire da oggi portino avanti e consentano a questi progetti di essere realizzati.